Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Mai come in questo caso vale l'antico detto latino, il caso è quello di Roberto Saviano. Sì, purtroppo ci tocca stamattina parlare di Roberto Saviano, non è, come dire, la nostra aspirazione principale nella vita, ma è Saviano che continua imperterrito a fare scempio intellettuale, logico, politico del cadavere di Charlie Kirk. Eh sì, perché ieri sera Saviano era ospite al programma Il Cavallo e la Torre condotto su Rai 3 da Marco da Milano, la quintessenza del giornalismo radical, diciamo non era esattamente un'intervista sferzante, ma al di là di questo a un certo punto non ha resistito e ha proferito la seguente sentenza allucinante e allucinata. La mano che ha ucciso Kirk è stata armata dai MAGA. Cioè, Kirk è stato ucciso da una mano armata dall'universo MAGA, cioè dall'universo del nuovo conservatorismo americano, che lui ha contribuito a scrivere, a riscrivere, il Make America Great Again, la piattaforma culturale, filosofica, che ne dicano le anime belle col sopracciò al di qua dell'Atlantico, sostiene il trumpismo, dà linfa vitale al trumpismo e da un certo punto di vista ha preceduto come sensazione nel paese e sopravviverà come visione del mondo al trumpismo. Questo è il MAGA e Kirk è stato uno dei costruttori fondamentali di questa visione del mondo. Ha contribuito a fortificare dei suoi tasselli fondamentali. Anzitutto la ripresa senza vergogna, senza ritrosie, senza complessi politicamente corretti del messaggio cristiano, dell'essenza cristiana dell'Occidente e sì della società americana, per cui il cristianesimo è una questione pubblica, non solo privata, è una visione del mondo, una gerarchia di valori con la persona in testa, da cui discendono delle politiche, non ne discendono altre. Il valore per eccellenza del dialogo, del confronto, dell'avvicinarsi alla verità per approssimazioni successive nell'incontro-scontro tra i logo, il dialogo socratico, ma che anche il valore metodologico e di merito dei padri fondatori, cioè il dialogo come faccia e metodo della libertà individuale, la lotta al woke, che poi non è uno slogan, è una operazione di reazione culturale a questa malattia di oggi che si chiama oicofobia, cioè vergogna di sé, della propria casa spirituale, anzitutto della propria tradizione. Cioè, questo è il MAGA e Kirk è stato uno dei grandi protagonisti della sua costruzione e affermazione come visione del mondo di questo in buona parte nuovo partito repubblicano di inizio millennio. Ebbene, ci dice Saviano che la mano che ha armato Kirk viene dall'universo che lui stesso ha contribuito a creare. Siamo, come dire, in zona dadaista. Dopodiché ha specificato: io ho tenuto a sottolineare con parole che volevo andare oltre l'omicidio di Kirk. L'attivista viene ucciso mentre sta discutendo. Lo spazio della parola che è sì violenta, ma perché diavolo la parola di Kirk è violenta? Perché è una parola diversamente articolata, con contenuti alternativi a quella di Saviano? Ma viva Dio che esistono parole alternative a quella di Saviano. Poi ha aggiunto ovviamente, ma può essere sempre smentita, invece l'omicidio è stato un orrore, ci mancherebbe, ma ci tiene a finire male, perché avendo iniziato con la castroneria totale per cui Kirk è stato ucciso dai MAGA, quando il suo assassino ha scritto sui proiettili bella ciao e prendi questo fascista, e secondo le testimonianze degli amici e della famiglia negli ultimi anni si era radicalizzato nel senso dell'estrema sinistra arcobaleno, LGBT, che sì, in America è fattore di odio, quindi questo è l'assassino di Kirk nella realtà. Nel racconto di Saviano è stato ucciso dal mondo MAGA e finisce così. Come dissi tempo fa, quando Musk fece il saluto nazista,
non era un saluto nazista, era un saluto motivazionale che c'è in quasi tutte le convention americane, lo fecero tra gli altri Clinton e Obama prima di Musk, quindi non Himmler e Göring, ma comunque loro, cioè le destre, sempre al plurale perché è più, evoca più queste armate delle tenebre, cadranno per mano dell'odio che hanno generato. Ecco perché la mano che ha ucciso Kirk era una mano maga. Cioè Kirk si è suicidato sostanzialmente. Sì, poi l'esecutore materiale può essere formalmente uno che non aderiva al MAGA, perché non credo che Saviano possa ancora negare questo elemento di cronaca, ma nella catena delle cause la mano che ha ucciso Kirk era una mano maga, perché armata dall'odio maga, cioè sostanzialmente è un caso di suicidio involontario quello di Kirk. Vedete che si addossa l'intera responsabilità culturale dell'assassinio alla vittima. Questo è un ribaltamento inaccettabile, un ribaltamento che la dice lunga dello spessore intellettuale e morale nullo di chi lo propone, un ribaltamento falso. Charlie Kirk è stato ucciso da un estremista della sinistra radicale americana, che è diversa da quella europea, che sicuramente rappresenta un caso di disagio e di criminalità singola, che sicuramente ha visto le proprie certezze rinforzate da un brodo di cultura intollerante che c'è nel mainstream progressista. Questa è la storia di Charlie Kirk, smettetela di fare lo scempio del suo cadavere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.